Nessun problema a confermare che nella campagna elettorale del 2022 e nei termini di legge previsti ho avuto, come molte e molti altri candidati del campo progressista, un sostegno dall'associazione Agenda. È la deputata trevigiana Rachele Scarpa, con una nota, a cercare di mettere ordine alle notizie che hanno associato la sua corsa elettorale alla figura del magnate ungherese George Soros. Sorpresa quasi dalla notizia diffusa dal quotidiano Il Giornale, che ha tradotto in pagine documenti, come lei stesso conferma, assolutamente pubblici e trasparenti. I numeri: la somma è pari a 24.000 euro suddivisi in due tranche, 20.000 più 4, soldi utilizzati principalmente per produrre materiale video e cartaceo a sostegno della sua campagna elettorale. Agenda, continua Scarpa, è un'associazione italiana a cui sono iscritta da prima di essere deputata. La sua missione è quella di sostenere nel nostro paese e in Europa politiche di valorizzazione delle donne, battaglie sui diritti, che sono anche le mie battaglie. Preferisco, aggiunge la deputata trevigiana oggi a Roma per la manifestazione dei sindacati, accettare fondi da questi soggetti piuttosto che da imprenditori che hanno forti e legittimi interessi sul territorio. Torna Scarpa sul suo impegno a favore delle marginalità che, polemicamente aggiunge, fanno gola in politica solo a pochi finanziatori. Un incendio spento ancora prima di divampare, dunque. A soffocare gli ultimi focolai il comunicato della stessa Agenda, no profit fondata dall'ex guru elettorale di Obama, Jessica Scherer, che definisce false e infondate le relazioni tra l'associazione e Soros. Un collegamento tra i due reso noto solo un mese fa dall'agenzia di stampa di N Kronos, quando la comunicazione di due versamenti per un totale da 1 milione di euro ad Agenda arrivò in Parlamento. Versamenti ad opera di una fondazione svedese presieduta da Daniel Sachs, vicepresidente dell'Open Society, fondazione che fa capo proprio al magnate ungherese.